Ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia. 2 piazze di spaccio sono state scoperte a Mazara del Vallo nell'ambito di un'indagine del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Palermo. I finanzieri hanno eseguito un'ordinanza cautelare emessa dal GIP sulla richiesta della DDA nei confronti di 21 persone. A 13 indagati è stato disposto il divieto di dimora nelle province di Palermo, Trapani e Agrigento. Ad altre 8 l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. I reati ipotizzati a vario titolo sono associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e autoriciclaggio. Furti di carburante e assenteismo alla RAP, azienda che si occupa dei servizi di nettezza urbana, raccolta e smaltimento rifiuti, spazzamento e igiene ambientale a Palermo. Con queste accuse i carabinieri, a conclusione di un'attività di indagine coordinata dalla Procura, hanno denunciato 5 persone, di cui 3 dipendenti della stessa RAP, responsabili a vario titolo dei reati di peculato, truffa in concorso e assenteismo in danno della società. I carabinieri della stazione di Campobello di Mazara nel Trapanese hanno rinvenuto sulla battigia del lungomare Tre Fontane un panetto di hashish del peso di circa 670 grammi. I militari dell'Arma, avvisati da un passante che ha notato lo strano involucro sulla battigia, hanno sequestrato la droga. Già nel febbraio del 2021 i carabinieri avevano trovato su quella stessa spiaggia un pacco di droga di ben 36 kg. A Capaci, in provincia di Palermo, un uomo di 42 anni è stato ritrovato privo di vita all'interno della sua abitazione. A lanciare l'allarme è stata la madre, preoccupata perché il figlio non rispondeva da diverso tempo al telefono. Secondo dei primi accertamenti sul corpo della vittima, pare che l'uomo sia stato colpito da un malore risultato letale. Conferme o smentite arriveranno a seguito dell'autopsia. Ed è tutto per questa edizione. Nel prossimo appuntamento col TG Flash alle ore 14. Procar, centro assistenza autorizzato BMW e Mini, adesso anche BMW Motorrad, via George Marshall 7, Mister Bianco, Catania.